Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. 3 giorni di maltempo, grandinate e temporali. I laghi stanno esondando, ma l'acqua non è ancora abbastanza e il rischio di siccità continua a fare paura. Sentiamo il servizio di Massimo Rovati con immagini dell'agenzia Blitz. Dopo una settimana di maltempo torna a farsi vedere il sole nel Varesotto, ma la conta dei danni è lunga. Oltre alle voragini aperte a Gavirate e Luino, al crollo di un muro a Comerio, alle trombe d'aria a Varese e Busto Arsizio, ci sono state conseguenze gravi anche in altre zone della provincia. A Cadegliano, ad esempio, zona già colpita in passato, torna l'allarme frana con una strada chiusa al traffico. Sul lago di Lugano, 4 imbarcazioni sono affondate a causa delle raffiche di vento a 90 km/h. Disagi anche sul lago di Varese, con il livello dell'acqua che resta alto. Il mese di marzo si conferma dunque da record per quantità di precipitazioni, ma nonostante questo, come spiegano gli esperti del Centro Geofisico Prealpino, resta un importante deficit idrico a causa della mancanza di pioggia accumulata negli ultimi anni. Sempre in tema di pioggia, a Luvinate torna la sorgente fantasma, il servizio di Marco Croci con immagini di Blitz. Dopo essere stata a secco per 3 anni, ora si è riattivata 2 volte in meno di un mese. Si tratta del cosiddetto troppo pieno di Luvinate, una vera e propria valvola di sfogo del sistema carsico sotterraneo del Campo dei Fiori. In sintesi, quando la pioggia è molto abbondante e satura la rete che alimenta le 4 sorgenti presenti nel massiccio, il flusso d'acqua in cerca di un passaggio finisce in questa valvola di sfogo naturale, che sfocia nel territorio di Luvinate a 430 metri di quota. La sorgente si era già attivata all'inizio del marzo scorso e ora, in seguito alle precipitazioni degli ultimi giorni, è tornata in funzione. Mentre le sorgenti tradizionali hanno un flusso d'acqua costante che si aggira tra i 60 e gli 80 litri d'acqua al secondo con piccole variazioni, il troppo pieno di Luvinate, come viene chiamato dagli speleologi, è in grado di passare dallo zero dei periodi di secca fino a 1000 litri d'acqua al secondo, come sta avvenendo proprio in questi ultimi giorni. Per Cassinetta di Biandronno quella di oggi è stata una giornata importante. Sullo storico stabilimento ex Whirlpool è comparso per la prima volta il marchio della nuova proprietà, Beko, il servizio di Elisa Polveroni con immagini di agenzia Blitz. Dagli americani ai turchi, da Whirlpool a Arçelik. Per il territorio la fine di un'era ma anche l'inizio di un'altra. Oggi la storica insegna Whirlpool, erede della Ignis di Giovanni Borghi, è stata tolta dallo stabilimento di Cassinetta di Biandronno per lasciare posto a quella di Beko Europe, la nuova società per il 75% di proprietà turca e per il 25% di Whirlpool Corporation, nata al completamento dell'accordo fra gli americani e i turchi. Un gesto che ha un grande significato simbolico anche per il Varesotto. In tutte le sedi ci sono stati festeggiamenti, scambi di auguri, collegamenti in diretta. È il primo giorno del nuovo corso che è stato significativo anche nel sito sul lago di Varese. A tutti i lavoratori è stato consegnato un portachiavi con la griffe aziendale insieme a una busta con dei semi di margherita da piantare per vedere le fioriture negli anni a venire. E ora a Varese, dove su Viale Valganna il consigliere comunale Franco Formato lancia un appello a Palazzo Estense. Sentiamo l'intervista di Barbara Zanetti. Quali sono le richieste dei cittadini? In che condizioni sono le vostre strade? Allora, noi ci siamo visti sostanzialmente un anno fa e avevo a gran voce rivendicato che la manutenzione delle strade, almeno quella ordinaria, potesse raggiungere un livello decoroso, ma con il passare del tempo abbiamo visto che gli interventi sono veramente sporadici. Quindi non c'è una programmazione di interventi affinché le condizioni di sicurezza stradale, le condizioni di sicurezza dei pedoni e le situazioni che vivono quotidianamente le persone disabili che hanno l'utilizzo di sedie a rotelle e ausili vari rendono impossibile la vita in questo quartiere. Frontalieri. Dopo essere cresciuto a lungo, il franco svizzero è ora in discesa sull'euro. Il servizio della redazione. La notizia riguarda molti lavoratori frontalieri della provincia di Varese. Il franco svizzero si sta indebolendo sui mercati valutari nei confronti di euro e dollaro. Stando ai dati Swissquote, il corso della moneta europea ha toccato 0,982 franchi, vale a dire il livello più alto da giugno 2023. Il biglietto verde è invece salito fino a 0,907 franchi, cioè il massimo da novembre scorso. Il fattore scatenante dell'attuale debolezza del franco è la recente decisione della Banca Nazionale Svizzera che la scorsa settimana ha abbassato il tasso guida di 0,25 punti percentuali. Questo, in parole povere, ha provocato un deflusso di capitali dal franco verso altre valute con tassi di interessi più elevati.
Mentre l'economia svizzera trae benefici da questa decisione, dato che le molte aziende elvetiche orientate all'esportazione vedono diventare più competitivi i loro prodotti, per i frontalieri si abbassa leggermente lo stipendio. E ora la parola al collega Marco Raimondi per le anticipazioni sul giornale in edicola domani. Grazie Luigi, frane, allagamenti e soprattutto polemiche. Ci sono ancora tanti strascichi dopo la Pasqua bagnata. Sul giornale di domani 2 pagine di approfondimento che prendono in esame il nord della nostra provincia e l'area piemontese del Lago Maggiore, messi a dura prova dal maltempo. Tanto sport ovviamente sul giornale di domani con il risultato di gara 2 della finale di hockey tra Mastini e Pergine e la trasferta a Istanbul della pallacanestro varese per la semifinale di ritorno della FIBA Europe Cup. Nel focus legalità si parla di NASPI, uno strumento importante di sostegno del reddito, ma, avvertono i sindacati, non bisogna abusarne. Tra le curiosità sul giornale in edicola domani, l'intervista alla truccatrice di Chiara Ferragni e le cifre sul boom di animali domestici nei comuni della nostra provincia. Ne viene stimato 1 ogni 2 famiglie. A chiudere lo sport. Domani la pallacanestro varese sarà impegnata in Turchia per il ritorno della gara di Coppa, una sfida che si annuncia davvero difficile. Il servizio di Giuseppe Sciascia con immagini dell'agenzia Blitz. Vincere o salutare l'Europa. Non ha alternative la formazione di Tom Bialazeschi griffata Italium nella trasferta di domani, mercoledì 3 aprile, sul campo del Başakşehir Istanbul. Il +1 striminzito dell'andata non consente a Varese di difendere margini, come era accaduto nei quarti di finale contro il Nymburk. Il passaggio del turno è garantito a chi, nella ottica del doppio confronto, avrà la miglior differenza canestri. Varese si qualifica col pareggio, mentre in caso di +1 dei turchi al 40° si andrà addirittura ai tempi supplementari. Si gioca davanti ai 13.000 spettatori dell'Ulker Arena, la casa del Fenerbahce in Eurolega, quindi il fattore campo sarà sicuramente corposo, così come corpacciuto, più che altro, è il termine adatto per definire la stata del Başakşehir, la prima in assoluto della FIBA Cup nei rimbalzi, il dettaglio che ha fatto male a Varese in occasione dell'ultima sconfitta di sabato 30 marzo contro Brescia. Senza Gilmar Okeke, ma con Vodetesai di ritorno in rotazioni, la formazione biancorossa cercherà un'impresa per accedere alla finalissima con ogni probabilità con i tedeschi del Chemnitz. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.